Non leggo interventi, quindi metto ai voti il punto numero 2 all'ordine del giorno. Faccio per l'appello nominale, così è molto più semplice per la registrazione. Allora, aspettate un Posso attimo. intervenire? Un attimino che vedo chi è, alzi la mano. Cioè, Vidoni Teresa, prego. Prego, Vidoni Teresa. Io avrei una domanda per quanto riguarda la manutenzione delle scuole e in particolare mi chiedo se questa riflessione è stata fatta anche dal Comune. Mi chiedo, questo intervento da qui a quanti anni garantisce l'apertura dell'edificio scolastico? Io non dico che non va fatto, mi chiedo se l'intervento è abbastanza per mantenere l'apertura della scuola. E mi riferisco per esempio al caso della scuola dell'infanzia da Vasilis, che è stata chiusa, e anche magari le ricerche che stanno facendo in ambito dell'ambiente di apprendimento, che deve essere sicuro ma anche inclusivo. E quindi mi chiedo se il Comune ha riflettuto se da qui a quanti anni un intervento del genere può garantire l'apertura di questa scuola, o serve altro? Grazie. Grazie consigliera Teresa. Allora le rispondo subito, ci sono altri interventi, se no le rispondo subito io, credo che comunque sia pertinente il suo intervento. Consigliera Vidoni, è evidente che la sua domanda non è banale, anzi ritengo che sia anche opportuna, ma è anche evidente che, e forse anche queste situazioni qua ce lo dimostrano, che è sempre bene cercare di avere un piano B. Fino a quando è possibile è giusto riuscire ad avere delle misure di razionalizzazione e di efficientamento, ovviamente anche di quelle che sono le strutture, però è anche bene cercare di individuare delle realtà che possono avere anche, perché chiaramente ci sono strutture che possono essere determinate da periodi in cui ci sono chiusure forzate, da lavori necessari, e quindi molto spesso è bene tenere in considerazione anche dei polmoni di riserva. In questo momento c'è da dire che la situazione, soprattutto delle scuole materne, è almeno per quanto riguarda le scuole paritarie, è in grossa difficoltà. C'è da una parte senz'altro un decremento delle nascite, che è molto importante, che dobbiamo senz'altro considerare. C'è altresì da dire che da questa situazione o lo Stato interviene in maniera significativa per dare una mano, ed ovviamente tutti gli enti preposti, per dare una mano a questa realtà, oppure avremo bisogno forse veramente noi di nuovi spazi, non di tenere aperte quelli attuali, ma rischiamo di doverne aprire di ulteriori. C'è da dire anche che credo che la nostra realtà, quella di Gemona, debba sempre mirare a diventare un riferimento sia per la città sia per il territorio. Quindi voglio pensare che la realtà che lei ha portato ad esempio, con tutto rispetto ovviamente, debba essere, non possa essere paragonata alla realtà di Gemona. Quindi vogliamo credere che comunque Gemona possa garantire situazioni socio-economiche importanti, e che queste possano diventare ovviamente un motivo di riferimento e di attrattività anche per il territorio. Quindi voglio pensare ed essere ottimista, e al di là di questo devo anche considerare che fin tanto queste realtà restano aperte, e voglio pensare che ci possa essere un'inversione di tendenza attraverso delle politiche strutturali, che possa diventare ovviamente una struttura ulteriormente attrattiva e che possano crescere, perché abbiamo bisogno di bambini, abbiamo bisogno di figli per lo sviluppo della nostra realtà e per il nostro paese. Quindi è chiaro che deve essere accompagnato a degli interventi economici a sostegno delle famiglie, a politiche nuove che magari non si sono fatte negli ultimi anni, però non possiamo arrenderci e non possiamo pensare di fermarsi ad un lento declino. Grazie consigliera Vidoni. Prego per la dichiarazione di voto il consigliere Venturini.
Grazie, buonasera a tutti. Anch'io mi associo alle dichiarazioni fatte dal sindaco, ringraziando tutti quelli che in questa emergenza insomma, hanno dato una mano, e anch'io ringrazio l'amministrazione e il sindaco. Ci siamo sentiti anche in queste settimane più volte, anche per motivi professionali, perché è stata un'operazione, è stato un lavoro complicato, difficile, inaspettato, e dalla quale io credo che però potremo imparare anche alcune cose importanti, e dalla quale, come abbiamo saputo risorgere con il terremoto, sicuramente avremo la forza di risorgere. La dichiarazione di voto solo per dire che voteremo a favore a questo punto l'ordine del giorno. Grazie consigliere. Mi dicono che non si vede la diretta. Sì, è stata fatta partire. È stata fatta partire. Adesso dovrebbe funzionare. Sì, funziona, tutto a posto. I voti, adesso faccio l'appello in ordine rispetto a quello che ho qua. Reverend Roberto favorevole, Canelutti Loris favorevole, Canci Andrea, accenda il volume, consigliere Canci, accenda il volume. Consigliere Canci, è favorevole lei? favorevole, sì, esatto. Grazie, grazie. Palese Andrea? Favorevole? Di Giusto Mauro? Di Giusto Mauro? Bosello Nicola? Favorevole, Giao Michelangelo? favorevole, Zilli Raffaella? Favorevole. Patat Luigino? favorevole, De Cecco Luca? Favorevole? Rollo Andrea? favorevole, Cinto Giovanni? favorevole, Londro Dalgisa? Favorevole. Venturini Sandro? Favorevole. Patat Mariolina? Favorevole. Pischiutti Marco? a favore, Venturini Sonia? Favorevole. Gurisatti Damiano? astenuto, Vidoni Teresa? Astenuta. Grazie, approvato a maggioranza. Scusi, manco io. Chi manca, scusi? Monica Ferragotto. Ah, no, aspetti. Fragotto Monica. Scusa, pensavo di averla già nominata. Favorevole. Grazie. Approvato a maggioranza. Favorevole. Punto numero 3 all'ordine del giorno. Punto numero 3 all'ordine del giorno, è uscito il consigliere Canci. Oggetto ratifica variazione del bilancio di previsione 2020-2022 adottata con deliberazione giuntale numero 43 del 14 aprile 2020. È rientrato il consigliere Canci e consigliere Palese illustri pure la variazione. Sì, Sindaco, grazie. Io mi permetto di illustrare soltanto i numeri, signor Sindaco, magari dopo i contenuti, vista l'importanza anche di questa delibera, magari la lascio a lei, no? Questa è una ratifica di una variazione, come diceva lei, d'urgenza, di una delibera di giunta
relativa a maggiori entrate che l'ente ha ottenuto grazie all'intervento straordinario del governo anticipato tramite la protezione civile regionale, il famoso fondo dei 400 milioni che è stato devoluto al fondo di solidarietà alimentare, noto come fondo dei buoni spesa. A Gemona sono stati attribuiti 57.527,27 euro che devo dire grazie alla protezione civile regionale sono stati accreditati in tempi record, dando la possibilità all'ente subito dopo di predisporre gli interventi, gli strumenti, visto che c'è stato poi già pubblicato il primo bando relativo ai buoni spesa, appunto per dare un aiuto concreto alla cittadinanza. Io mi fermerei qua, è molto banale la variazione e quindi è un aumento di entrate di 57.527 derivanti delle risorse girate direttamente dallo Stato. Grazie. Grazie consigliere Palese, se non ci sono interventi poi vi spiego un po', lo faccio anche subito. Allora abbiamo subito approvato un avviso. Volevo dire. Posso? Sì, prego consigliera Adalgisa Londra. Buonasera signor Sindaco e buonasera a tutti i consiglieri. Questa emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova tutta la comunità. Ringrazio anch'io, mi associo a lei per ringraziare tutti coloro che si adoperano per gestire al meglio questa situazione. Un ringraziamento ai volontari, al personale sanitario, amministrativo, forze dell'ordine, farmacie, eccetera, che lavorano a contatto con il pubblico. La comunicazione che questa sera ha dato anche per il fatto di destinare un aiuto alle famiglie di Bergamo è veramente lodevole e l'iniziativa non può che trovarmi d'accordo. Il momento è complesso e serve affrontato con una unità di intenti. Grazie. Grazie consigliera Londra. Ha fatto bene ad aggiungere il ringraziamento anche alla farmacia e devo dire anche a tutti coloro che hanno lavorato anche in condizioni di difficoltà in questo momento, perché chiaramente garantire anche il supporto alle attività, ai negozi in situazioni completamente diverse, agli alimentari, è stata una situazione un po' complicata da gestire, e da questi aggiungo anche la Caritas e la Croce Rossa che hanno dato supporto alle famiglie più bisognose. La misura che ha adottato il governo e che noi abbiamo recepito si è concretizzata in un avviso che è stato proprio chiuso i giorni scorsi. Abbiamo già dato avvio alla fase di valutazione, siamo in approvazione della prima, abbiamo già fatto la prima determina di assegnazione, a differenza di altri comuni che si sono dotati di buoni cartacei. Abbiamo previsto uno strumento legato al circuito Mastercard, quindi uno strumento che dovrebbe essere anche più sicuro, onde evitare spiacevoli situazioni. Immediatamente, già a partire dai primi giorni della prossima settimana, avvieremo la seconda misura che andrà ad ampliare la platea dei beneficiari ed andremo avanti finché sarà necessario. Segnalo che nel conto corrente intestato al Comune di Gemona per le donazioni alle famiglie in esito alle necessità emerse per l'emergenza Covid, oggi raggiunge circa 20.000 euro. Ci tengo a ringraziare tutte queste famiglie e quindi chiudo così questo intervento. Si aggiunge anche, e sarà oggetto di una successiva variazione di bilancio, che il BIM Bacino Imbrifero Montano ha destinato ulteriori 40.000 euro a favore dei comuni, in questo caso 40.000 al Comune di Gemona, a favore di cittadini ed imprese. Assieme ai servizi sociali stiamo cercando di individuare quelle che sono le relative funzioni. Stiamo collaborando quotidianamente e ci divideremo, credo, nel prossimo futuro in due situazioni nelle quali l'amministrazione comunale garantirà supporto ai servizi sociali e viceversa per la verifica delle
della verifica e il monitoraggio di quelle che sono le situazioni delle famiglie, quindi dei cittadini, e l'amministrazione comunale si concentrerà in maniera importante e significativa sugli aiuti alle imprese e sul sostegno al mondo economico. Quindi metto ai voti il punto numero 3 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Allora adesso proseguo. Revelant Roberto, sì. Carnelutti Loris? Carnelutti Loris? Carnelutti Loris sente? No. Carnelutti Loris? È favorevole? Faccia cenno anche con la mano, se non è favorevole. Proseguo. Canci Andrea, ok? Carnelutti Loris, favorevole? Canci Andrea? Faccia cenno con la mano perché non si è sentito. Favorevole? Ok, favorevole. Palese Andrea? Oh, faccia cenno con la mano. Favorevole. Favorevole. Ok. Di Giusto Mauro? Di Giusto Mauro? Favorevole. Bosello Nicola? Favorevole. Bosello Nicola? Favorevole. Perfetto. Ferragotto Monica? Favorevole. Gian Michelangelo? Favorevole. No. Perfetto. Zili Raffaella? Favorevole. Patat Luigino? Favorevole. De Cecco Luca? Favorevole. Brolo Andrea? Favorevole. Cinto Giovanni? Favorevole. Londra Dalgisa? Favorevole. Venturini Sandro? Favorevole. Patat Bariolina? Favorevole. Pischiutti Marco? Favorevole. Venturini Sonia? Favorevole. Gurisati Damiano? Favorevole. Vidoni Teresa? Favorevole. Approvato all'unanimità. Diamo l'immediata esecutività dell'atto. Fate per alzata di mano. Unanime, approvato all'unanimità. Si chiude qua il Consiglio Comunale. Credo che verrà riconvocato nella prima decade di maggio un ulteriore Consiglio Comunale e ritengo che poi provvederemo ad approvare il consuntivo verso la fine di maggio, perché i termini che erano previsti per il 30 di giugno sono stati posticipati, il 30 di aprile sono stati posticipati al 30 di giugno, quindi abbiamo ancora 2 mesi. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera. Una birra al pub adesso, tutti insieme. Non si sta più registrando la conferenza. Mandi. Buonasera a tutti. Ciao.